Consiglio di Mare nomino come scrutatori la signora Sara Ramoni Comende, la signora Loretto Cattucci e Antelmo, consigliere Antelmo Luca. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Boso, Arianna, Russo Alessandra, Guardo Giuseppe, Comiso Giovanni, Marchesana Rocco, Barbara Riccardo, Momentè Sara, Marco Renza, Annastiero Roma Sara Andrea, Capiotto Giacomo, assente, Miolo Carlo, Conte Rosario, assente giustificata, Antelmo Luca, Ramo Elisa e Loreto Cattuscia. Iniziamo il primo punto all'ordine del giorno, interrogazioni di interpellanze. Ci sono interrogazioni di interpellanze da presentare? Nessuna? E allora do la parola all'assessore Guardo per la risposta all'interpellanza. Grazie Presidente. Rilego l'interpellanza e poi il sottoscritto per il consigliere comunale dell'amministrazione di Cagliano, preparato l'incontro informativo organizzato lo scorso 28 febbraio della Confcommercio relativamente alle manifestazioni estive, con particolare riferimento allo Street Food Festival, avendo appreso che sarebbe intenzione di codesta amministrazione avallare l'ipotesi in merito all'organizzazione dello Street Food Festival nella settimana centrale di Ferragosto, ritenuto che ogni manifestazione sportivo-culturale e più in generale turistica tale da garantire capacità attrattive in termini di presenze ed un conseguente riflesso positivo per gli operatori economici del territorio è ben vista dall'intero Consiglio Comunale. Considerato che tutte le attività organizzate nei periodi di bassa stagione, ovvero nei periodi maggio-giugno e da metà settembre ai primi di ottobre, hanno come scopo principale l'allungamento della stagione turistica, assumendo conseguentemente un carattere strategico per tutte le attività ricettive e commerciali di Caule, saputo peraltro che sarebbe pure intenzione degli organizzatori dell'evento di allestire un'area dormitorio nei pressi di Piazzale Olimpia, rilevato che nel periodo di Ferragosto Caule è già al limite della sua potenzialità logistico-ricettiva, tenuto conto infine che in merito all'ipotesi suscitata c'è stata una raccolta di firme da parte degli operatori di Caule per far sì che a ciò non venga data concretezza, ovviamente nel periodo previsto. Tutto ciò premesso, si chiede di sapere che senso avrebbe per l'amministrazione comunale dare l'avallo allo svolgimento della manifestazione in oggetto durante il periodo di Ferragosto. Per quale ragione non si è ritenuto e non si ritiene di anticipare o posticippare tale evento? Se esistono altre motivazioni non note agli interpellanti per le quali l'amministrazione comunale eventualmente vorrebbe mantenere la manifestazione nel periodo indicato, se infine esistono e nel caso quali sarebbero impegni che l'amministrazione comunale avrebbe assunto o intenderebbe assumere nei confronti degli organizzatori di tale evento. Allora, che senso avrebbe? Il senso che ha questo evento è dato dall'immagine e da quello che riporta questa manifestazione qua. Abbiamo visto lo scorso anno il movimento che ha portato all'interno del nostro territorio e cosa ha portato in riferimento alla pubblicità e all'informazione della nostra città fuori dal nostro territorio. E l'abbiamo potuto vedere non soltanto nello Street Food dello scorso anno, ma poi con Caule Wonderland nel periodo invernale, perché la struttura è stata un po' la stessa nella fase organizzativa. Quindi da questo punto di vista qua lo svolgimento della manifestazione in quel periodo ha una motivazione ben precisa, nel senso che quest'anno abbiamo avuto la riqualificazione dell'impianto dello stadio Chigiato per permettere alla città di Caule di ottenere la manifestazione master di atletica leggera organizzata dall'EMAC nel periodo di settembre 2019. La manifestazione inizia nella data del 5 di settembre e termina il 15 settembre.
La stessa area però deve essere utilizzata dall'organizzazione a partire dalla data circa del 20 di agosto, richiesta fatta specialmente da loro per poter consentire di organizzare tutte le strutture che necessitano per l'evento. E poi ci sono altri circa 5 giorni per lo smontaggio di tutte quante le strutture che necessitano, quindi sarebbero andati a finire alla fine del mese di settembre, ovviamente con tutte le manifestazioni che già erano state strutturate in quella data proprio per questo evento. Precedentemente però abbiamo una riqualificazione dell'impianto che è iniziata nel mese di gennaio e che termina nel mese di luglio. Per garantire un evento di questa portata abbiamo delle regole da rispettare che sono quelle della Safety Security, e in riferimento a questo regolamento qua, che è nato circa 2 anni fa, lo stadio viene considerato come via di sicurezza per la manifestazione che ha oltre una previsione di 30.000 persone giornaliere. Lo scorso anno lo stadio è stato aperto come servizi igienici e come via di fuga, sia dalla parte dell'ingresso dell'area allo stadio, alla tribuna, sia quello nell'area del campo di allenamento. Quest'anno avendo un cantiere ovviamente non può essere utilizzata quell'area là e non avremo avuto nessuna autorizzazione, in quanto all'interno c'è una struttura, c'è una riqualificazione della pista, di tutto quanto quello che permette poi l'evento, e quindi non avremmo potuto anticipare le date. Sono state scelte le date di Ferragosto perché erano le uniche date possibili, e dopo il 20 non potevamo. E ovviamente per quale motivo? Perché è un momento in cui c'è moltissima gente e non saremmo mai andati a creare una problematica per quello che risulta essere il quotidiano lavoro giornaliero da parte delle attività commerciali, nel senso che più gente c'è e meno si va a creare problemi a chi lavora. Probabilmente a settembre avevamo già avuto anche altre situazioni in altro tempo, che la manifestazione a settembre ovviamente quando si sposta un afflusso di gente in una zona anziché in un'altra magari si nota in maniera più consistente la mancata, cioè che c'è un evento. Nel periodo di Ferragosto questo non risulta né un problema per quanto riguarda la viabilità e neanche per quanto riguarda lo spostamento delle persone. In risposta al terzo punto, se esistono altre motivazioni, no, non ci sono motivazioni di carattere o di altro carattere, ma solo esclusivamente motivate dalla situazione che siamo costretti ad avere solo quelle date libere, e ad oggi questa amministrazione non ha assunto nessun tipo di impegno, se non quello di aver confermato le date, perché erano le uniche che potevamo concedere all'organizzazione. Qui nella lettera iniziale mi viene fatto riferimento anche ad un'area dormitorio. Allora volevo spiegare che, ed è stato anche qui un errore da chi ha fatto una raccolta firme o che ha mandato fuori l'informativa, sebbene chi ha raccolto le firme era stato incontrato 5 volte e era stato spiegato per ben 5 volte com'era la situazione. L'area dormitorio non esiste, nel senso che era nata un'iniziativa che era un'iniziativa di prova, di test, per poi riproporla all'interno della Valle Vecchia con delle strutture di tende, campeggio, ma a 5 stelle, che aveva un'idea completamente diversa da quella che era l'area dormitorio, ma il problema principale sarebbe stato quello di poter ospitare tutte le persone che vengono a lavorare all'interno dello street food, che in quel periodo non possono permettersi, uno perché le strutture ricettive risultano essere piene, due per i costi di poter soggiornare a casa per quei giorni là. Quindi l'idea era quella di non un campeggio ma un'area, zona solo e esclusivamente per coloro che lavorano all'interno dell'area street food. Altro? Ci sono interventi? Sì. Grazie Presidente. Grazie. Spieghiamo, eccoci qua. Grazie Presidente. Grazie all'assessore anche per la spiegazione.
Diciamo che in linea di principio, partiamo da questo presupposto, in linea di principio io credo di parlare a nome di tutti, anche dell'altro gruppo, di minoranza, noi siamo completamente favorevoli a un'idea di un'attività di questo tipo, in linea di principio noi riteniamo che questo sia utile, sia una bella cosa da fare e quindi come dire, in linea di principio approviamo lo street food. Ci sono dei tuttavia, proverò a raccontarlo così. Allora, noi riteniamo, sentiti anche gli operatori economici, che si possa configurare una sorta di concorrenza sleale. La dico così, perché innanzitutto gli operatori turistici di Capri che in quella settimana chiudono il bilancio e quindi lo portano come dire, a reddito, portano a reddito la loro attività, rischiano o rischierebbero di vedere sottratto delle entrate. Operatori turistici che assumono personale in regola, fanno degli investimenti per migliorare la loro attività e pagano le tasse in questo territorio, dalla spazzatura piuttosto che alla pratica. E quindi la preoccupazione che questa minoranza porta all'attenzione della maggioranza è che si rischia, con questa attività, seppur bella, seppur interessante, seppur apprezzata anche dalla minoranza, si rischia di portare un danno economico. Uso condizionale, si potrebbe verificare l'ipotesi che i risultati corrispettivi delle attività che vivono di somministrazione di mezzo grande, che vivono di queste cose, soprattutto in quel periodo, in quella fascia temporale, possono avere dei cali notevoli, qualche migliaia di euro. E questo sarebbe un peccato. Un peccato perché io credo che si dovrebbero valorizzare, si dovrebbe tentare di valorizzare tutto, compreso lo street food, e forse il periodo potrà essere pensato adeguatamente e collocato in uno spazio temporale diverso. Capisco le esigenze dell'amministrazione, capisco l'importanza, e capiamo tutti quanti l'importanza che c'è nel fare quel meeting internazionale che dà un'importanza anche a livello della città, dello sport che è Carola, e tuttavia questo danno economico è una spada di danno che c'è, in considerazione del fatto che già a maggio, come si vede, ha bruciato buona parte delle entrate, soprattutto il fine settimana, il tempo inclemente, quindi le attività stanno soffrendo in questo periodo. Andiamo a togliere anche quella settimana di Ferragosto, ammesso che sia così. Questa è una preoccupazione che noi riportiamo e che sicuramente voi avete già raccolto da altre fonti. Vi riportiamo la preoccupazione. Non so se esistono 30.000 persone, come ha detto lei, assessore. Io so che, facendo l'accesso agli atti, ho letto che era stato richiesto un biglietto d'ingresso per 10.000 persone. E tuttavia quelle 10.000 persone non sono residenti, non saranno a Caorle stabilimente per i 3 giorni, saranno un turismo mordi-fuggi, cioè pendolari che si muoveranno. Non credo che nemmeno lo scorso anno, non lo so, questo è un dato che dovreste verificare voi, la cosa di settembre, lo street food di settembre abbia portato un incremento di presenze turistiche, ma un pendolarismo costante. Pendolarismo costante che, come già da lei accennato, potrebbe provocare un intasamento e un problema di sicurezza. La sicurezza che io sarei curioso di capire cosa dicono le forze dell'ordine a riguardo, sarei curioso di sapere se esiste un documento delle forze dell'ordine approvato, un giudizio dato in merito, perché secondo noi quel problema ad agosto, in quel periodo
stress e quindi la viabilità è in difficoltà, i parcheggi sono in difficoltà, la gente ce n'è tanta, ringraziando Dio. Okay. Aumentare questo stress, questa situazione di stress rischia di portare al collasso veramente una città che vive una situazione di disagio, come dire, legato alla viabilità. La viabilità di Caraway è un cul-de-sac, ha un problema di entrata e uscita costante, soprattutto in estate. Sui costi reali io sarei curioso di capire, sebbene nell'accesso agli atti fatto non emergano, se è costato o se costerà l'amministratore che è a costo zero, sarà tutto a carico della gestione, dell'organizzazione dell'evento, ma se lo spazio di Piazza Olimpia sarà dato a titolo gratuito o sarà dato a titolo oneroso, io questo non ho ancora capito, magari lo dirà, perché sarebbe importante capire se è stato dato a titolo gratuito, vuol dire che c'è un costo anche per l'amministrazione. Se non è stato a titolo oneroso, vuol dire che l'amministrazione almeno ha un'entrata. E poi la cosa che mi vuole far presente è che mi pare di aver capito, leggendo e informandomi un po' con qualche amico e con qualche operatore, che c'è stata, non c'è stata di fondo una condivisione del progetto, cioè forse non è nemmeno necessario che un'amministrazione lo faccia. Secondo noi però, una volta verificata la data o ipotizzata la data, sarebbe stato forse opportuno chiamare a un tavolo di coordinamento anche le associazioni di categoria e chiedere che cosa ne pensavano loro al riguardo e se era opportuno secondo loro proporre una data alternativa, perché probabilmente fine luglio, come nella data successiva che era stata proposta, fine luglio o i primi 3 fine luglio, primo agosto, che è storicamente una data che ha un buco temporale di presenze, non so come mai, ma se qualcuno me lo spiegherà, ma c'è uno stallo e Caraway un po' si svuota, potrebbe essere l'occasione invece di colmare questo vuoto e con una bella manifestazione come lo Street Food Festival. Il prossimo anno sicuramente sarà spostato a settembre, nonostante, lo dico già in anticipo, la concomitanza della festa quinquennale della Donna dell'Angelo. Ora dovremmo capire quali saranno le opportunità e quale sarà il periodo. Noi riteniamo che sarà un dato da verificare e magari condividere prima. Le faccio notare una cosa che ho scoperto leggendo qualche documento. C'era stata il 29 di ottobre c'era stata una richiesta da parte di un'associazione aretina che ha sottoscritto e ha depositato il marchio Street Food, una richiesta di fare lo Street Food a Caraway. E il 29 di ottobre sarà stata questa email e il 29 stesso, il giorno stesso, il comune risponde, cioè arriva la mail, seduta stante, il comune risponde che non c'è nessun interesse ad aderire a questa ipotesi di gara. Voi direte per forza, perché il 16 ottobre è arrivata una mail dall'Associazione Culturale Il Gabbiano, cioè coloro che organizzano la manifestazione. E sì, era arrivata e aveva proposto la data del 23, 24, 25, 30, 31 agosto e 1 settembre. A questa email, che io ho l'accesso agli atti, tuttavia non c'è una conferma o diniego dell'amministrazione stessa, non c'è nulla, se non la successiva, quella del 30 e quindi successiva a quella dell'Aretino. C'è un'altra richiesta di questa associazione Gabbiano che chiede, con date cambiate, cioè 13 e 18 agosto, di nuovo la possibilità
e quindi è successiva temporalmente, siccome la prima non si fa dalla risposta né a senso né dissenso né diniego, questa è successiva alla prima, quella della prima. E vi domando come mai. C'è una questione oggettiva, mi domando come mai. Grazie Assessore. Allora, grazie consigliere interno. Allora, parto dall'ultima, che non ho la risposta. Allora, innanzitutto la prima domanda che abbiamo ricevuto sul svolgimento della manifestazione precedente sono stati convocati e gli è stato detto l'impossibilità delle date che loro avevano richiesto. Quindi nel momento in cui, sì, li ho convocati io, come ho convocato ASCOM, lei sostiene di non aver convocato le associazioni di categoria, le associazioni sono state convocate 5 volte alla mia presenza, quindi la prima richiesta, no? La prima richiesta, quella della data del 13 del Gabbiano, ok? In quella data lì è stato chiesto, sono stati chiamati e gli è stato detto di riformularla perché quelle date che loro avevano fatto richiesta erano impossibili da sostenere in quanto abbiamo spiegato tutte le motivazioni che ci portavano a non poter sostenere la data del 20 di agosto in poi. Quindi è una cosa molto semplice. La successiva avevamo già stabilito, avevamo già valutato, siccome era una domanda che già precedente ci avevano richiesto e ci avevano richiesto gli stessi l'anno precedente dietro ad un pagamento, ok, pretendevano ci fosse un pagamento e quindi un contributo da parte dell'amministrazione, noi avevamo già risposto nell'anno precedente che l'amministrazione non aveva già fatto una scelta ed era proprio finalizzata a chi aveva chiesto un contributo economico e chi non lo aveva chiesto. Quindi automaticamente avevamo già avallato l'ipotesi di coloro che ci avevano proposto una manifestazione a costo zero per l'amministrazione. Tornando alla richiesta del riferimento di anticipare il mese di luglio, ho già spiegato che non possiamo. È inutile che continuiamo a dire sarebbe meglio farla nel mese di luglio, sarebbe meglio farla nel mese di giugno. Se non si può, potrebbe essere bello farla anche nel mese di settembre, ma se non abbiamo la possibilità di farlo è inutile che continuiamo a dire ma se coordinavamo con le associazioni il mese di settembre o il mese di luglio. Io ho convocato il presidente di ACO, CAVE, signor Sandrini, insieme al presidente Crosera all'interno del Consiglio del Comune e gli ho spiegato perfettamente per me 4 volte tutte quante le dinamiche che ci hanno portato a fare questa scelta qua. Successivamente a queste scelte hanno fatto una richiesta di raccolta firme perché un commerciante iscritto ad ASCOM ha fatto una richiesta di raccolta firme che poi hanno protocollato al Comune di Caorle, risultando essere firme multiple, nel senso che firmavano della stessa attività mamma, papà, figlio, fratello, sorella, cioè nel momento in cui faccio una raccolta firme se devo fare da ASCO dovrei fare finalizzate a quelle che sono le associazioni di categoria e non multiple. Abbiamo trovato oltre 60 firme che appartengono allo stesso tipo di attività e dimostrano o delle firme che non hanno nulla a che vedere con la manifestazione in corso, non lo so, perché se facciamo riferimento che come lei ha sostenuto crea un danno, la carrozzeria non crea un danno, l'idraulico non crea un danno, allora si sono dimostrate ad essere andate a prendere firme solo ed esclusivamente per aumentare il numero delle firme stesse, ma che il risultato non era quello. Per quanto riguarda invece il problema da lei ribadito, allora quest'anno innanzitutto lo street food, a differenza dello scorso anno, è a pagamento, quindi tutti coloro che entrano all'interno dello street food devono avere un biglietto. In questo momento c'è una promozione che va per le famiglie, che va per i singoli, che va per i giovani e man mano che ci si avvicina al momento dell'evento poi ci sarà un prezzo fisso, quindi tutte le sere per avere l'ingresso all'interno dello street food dovranno pagare a discapito dello scorso anno. Poi non ritengo che il problema della concorrenza a differenza dello scorso anno, quest'anno
costa 4,90 € il giorno in cui si arriverà alla giornata di inizio dello street food. Per quanto riguarda invece il problema che ci potrà recare alle attività, non credo proprio, nel senso che è una manifestazione che si struttura in maniera completamente diversa, è una struttura che vende prodotti completamente diversi. Non credo che per quello che sia il turismo della nostra località o una famiglia che ha voglia di andare a mangiare al ristorante non vada a mangiare al ristorante, non vada a mangiare una pizza in una pizzeria perché deve andare allo street food. Questa sera spende 20 € di ingresso e devo usare in 6 giorni, secondo